Con l'arrivo in piazza dei gruppi, dei tenores, vi ricordiamo che iniziamo puntualmente alle ore 22, saremo strapuntuali. Facciamo ispirare un attimino, c'è caldo, gli abiti sono abbastanza pesanti, quindi irradiano anche all'interno del calore del campo e noi tra 10 minuti, 12 minuti saremo da voi. Posso appoggiare, sì. C'è la persona che non appoggiarsi. Allora che puoi appoggiare, dai. Tanto non ci muoviamo. No, anche perché questo non è sicuro. Appunto. No. Perché non la sa appoggiare? Già.
Buonasera. Oh, Giovanni? Come va? Va bene. Stiamo per iniziare quello che noi definiamo più comunemente in Sardegna un incontro tra varie comunità che su questo palco stasera in Piazza del Popolo a Rosì porteranno quelle che sono le loro tipicità legate all'abito sia dell'uomo sia della donna, ai suoni e ai balli. Prima ancora di iniziare vorrei gentilmente un minuto di raccoglimento, quindi anche di riflessione, per ricordare alcuni nostri amici. Due facevano parte di questo meraviglioso mondo e un altro è un ragazzo di un paese qua vicino, e vorrei quindi accomunare in un unico minuto di silenzio dei grandi come Patrizio Mura, come Gianni Pedde, e ci dobbiamo associare questo giovanissimo ragazzo che è venuto a mancare oggi ad Ergoli, che era Gabriele. Grazie. Siamo sicuri che ci faranno compagnia stasera. Tra qualche minuto iniziamo. No, io
va, puoi accendere anche tu, Giovanni Maria. Puoi accendere anche tu adesso? Conta la rovescia, adesso va. Buonasera cari amici, gentilissime amiche, come state? Ditemi che state bene. Quanti non siete di Orosei? Mano su? Abbastanza. Siamo abbastanza, anche lei. Benvenuti in Piazza del Popolo. Ci si rivede dopo alcuni anni di assenza e ci si rivede con un sorriso rigeneratore. Siamo alle porte, anzi siamo in piena estate, ma siamo alle porte del 10° anniversario della nascita della fondazione dell'Associazione Culturale Santu Iacu. Quanto è bello questo nome che lega il gruppo folk stesso al nome del santo protettore che si festeggerà tra qualche settimana, San Giacomo, ed è una bellezza straordinaria rivedere tanta gente qua in piazza. Ne avevamo e ne avevate bisogno. Voglio ringraziare veramente di cuore quanti si sono adoperati per la riuscita, per l'organizzazione di questa bella manifestazione. 10 anni che io personalmente da ambasciatore in Europa di cultura e tradizione popolare accetto e la condivido pienamente. Quando i nostri ragazzi riescono ancora a trasmettersi e a trasmetterci fortissime emozioni e suggestioni legate ai suoni, ai balli, agli abiti della consuetudine, beh, questo inebria sicuramente le anime e il cuore di tutti quanti noi. Evidentemente il lavoro fatto da chi ci ha preceduto non è stato fatto vanamente, ma è servito a qualcosa, è servito soprattutto a mantenere ischidata sa tradizione nostra, a tenere sveglie le nostre tradizioni. Mi fate un applauso grosso all'Associazione Culturale Santu Iacu e tanti auguri. Andà a festare sempre al 20ennale, al 30ennale, al 40esimo, al 50esimo. Dovete sapere che in Sardegna abbiamo dei gruppi folk che sono nati oltre 70 anni fa. Voglio qua vicino a me Antonio, che è il presidente dell'associazione culturale. Io non faccio tante domande, ma gliene faccio, in particolare una poi sicuramente porterà il saluto e i ringraziamenti. Antonio, quando vi siete riuniti la prima volta, che sono 12 anni fa, poi lui racconterà il perché, anche se è facile da intuire, qual è stato questo forte desiderio che vi ha portato ad essere protagonisti ancora dopo 10 anni di queste belle vostre tradizioni. Intanto buonasera a tutti. Diciamo che noi ci siamo formati nel 2010 per la voglia di mandare avanti la tradizione del ballo. Siamo un po' di giovani, come vedete, che abbiamo voglia di
di presentarci in Sardegna e dove ci chiamano per presentare i balli del nostro paese. Questa sera diciamo che abbiamo un bel compito da fare, farvi divertire. Voglio ringraziare tutti i canti, quelli che ci hanno dato una mano, tutti quanti proprio, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, voglio ringraziare tutti gli amici che ci stanno dando una mano, una grossa mano, voglio ringraziare tutti i gruppi folk che sono arrivati da fuori, il gruppo folk Olbiese, il gruppo folk Zio Ioanne Piu di Siniscola, il gruppo San Paolo di Monti e il gruppo San Pietro di Itiri, il tenore Santarucche di Oniferi, il tenore Osana, gli amici di Juntos e poi il piccolo gruppo che dopo farà i balli in piazza. Francesco Spanu, che ha accettato di venire a presentarci il nostro compleanno, tra virgolette. Abbiamo già ricordato due persone che per il folklore hanno dato molto in Sardegna, Patrizio e Gianni del gruppo folk Olbiese, e io gli farei anche un applauso. E adesso mollo il microfono e facciamo un po' di balli. Grazie ancora a tutti, buona serata. Grazie a te Antonio, che parlava quindi di questi meravigliosi amici. Tengo a precisare perché qualcuno, anzi qualcuna, questo pomeriggio quando sono arrivato in piazza mi ha fatto questa domanda: ma tra di loro c'è competizione? Cioè i gruppi che... No, non c'è competizione, semplicemente ognuno porta sul palco l'identità, ripeto ancora, che arriva da tempi lontani. Mi fate un applauso per la coppia di Ittiri sul palco, grazie. Davanti a noi, alla coppia del il gruppo dopo, ma di Monti. Buonasera, paese del Vermentino, parleremo anche di questo. La rappresentanza del tenore Santarucche in rappresentanza di Oniferi. Non ci sono? Vabbè, arriveranno più tardi. La coppia del gruppo folk di Olbiese. Buonasera. Del gruppo folk di Siniscola Zio Ioanne Piu. Buonasera, giovanissimi, vedete? E ancora del tenore Osana, una delle tante belle formazioni di Orosei. Buonasera, state là. E ancora non abbiamo finito del gruppo Etno Folk, ci faranno tanto divertire durante la notata, Juntos di Orosei anche noi. Buonasera, state pure là, c'è gioco. E adesso con la complicità di Antonio, dei suoi ragazzi e delle sue ragazze, si procederà alla consegna dei su presenti, ovvero l'omaggio, il ricordo di questa serata. Quindi 10° anniversario della fondazione del gruppo folk Associazione Culturale Santo Jacopo, potete procedere, che è concomitante con la 5ª edizione di Sonos e Ballos a Sonete a Buca, un piccolo omaggio che il gruppo folk Santo Jacopo da 5 anni presenta e diretto a questo strumentino piccolo, lo strumento dei ciechi, dei poveri, come si diceva qualche anno fa. Allora, ne leggo uno,
gruppo Folco Santuiacu, decennale, 9 luglio 2022, giustamente con la facciata della chiesa di San Giacomo che sta sulla nostra sinistra, e poi possiamo piano piano iniziare adesso ad Olbia. Allora, aspetta un attimino, fate uno scambio e vi auguriamo un buon proseguo nel mondo del folklore, sempre insieme. Grazie. Siniscola, capoluogo storico della baronia, un nome che è una garanzia, Zigani Più, grande suonatore. Tenore Osana, bella formazione di canto a tenore qua di Rosei, dove il canto è diffusissimo, ci fa piacere soprattutto tra i giovani e anche tra i giovanissimi. Juntos, mi raccomando, corde vocali al massimo, chitarre, lauretas, li incontreremo durante questo viaggio. Grazie. Un applauso ancora e accompagniamo l'uscita delle coppie, così possiamo e adesso il ballo, adesso i suoni, adesso i canti. Vi presento anche i due nostri primi musicisti, la chitarra giovanissimo Luca Musio, Pierpaolo Piredda con l'armonica Bocca. Veramente ragazzi, che San Giacomo continui ad illuminare questo vostro cammino, perché abbiamo bisogno veramente di far rivivere, di far risuscitare quelle che per 2 anni purtroppo gioco forza sono state lontane da tutti e ci sono mancate tantissimo. E in questo tragitto tragico dei 2 anni tutti abbiamo perso un po' della nostra storia, tutti abbiamo perso un familiare, un caro amico, dei cari amici, e il mondo del folklore questo dazio lo ha pagato sino in fondo, perché anche l'altro giorno è venuto a mancare un altro nostro caro amico. Però oggi è festa, e la festa inizia, e come diciamo in Sardegna, siete son benennidos, siate i benvenuti e le benvenute. Passu, Torratu, e in Piazza del Popolo la festa è solo per loro, gruppo Folco Santuiacu.
richiama vola veramente in armonia questa dichiarazione d'amore che l'Associazione Culturale Gruppo Folk Santo Iacu diretto a quelli che sono i gesti consueti. Come nel secondo ballo inviterei il tenore Osana, questa formazione che nasce qualche anno fa e che porta in dote un passato di fatto di responsabilità, perché il canto di Rosei è un canto particolarissimo, è un canto inimitabile ed è un canto che affonda veramente le sue radici in epoche lontanissime. Mi fate un applauso al tenore Osana, eccoli qua, prego, buonasera, buonasera. Possiamo affermare con sicurezza che la prima forma di canto ballo nella nostra isola è dovuto e dobbiamo ringraziare proprio il canto a tenore, perché nei nostri paesi, quando ancora sia l'organetto diatonico sia quindi la fisarmonica non erano ancora di dominio pubblico ma solo in alcune piccole comunità tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, quindi si era soliti dopo la messa domenicale ballare nella piazza della chiesa accompagnati o nel campidano e medio campidano dal suono delle lauletas o da noi, quindi sono desugavi in su dall'oristanese in su col suono del canto a tenore. Questa quindi vuole essere anche una bella rievocazione attraverso Sudillu, tenore Osana, gruppo folk Santo Iacu. Imbarata a sospeder de una altura, intentate godis a bellesa. Commente a una divina creatura.
poder de natura, quien detenta te gode esa belleza. Oro sei, so già ser mantesa, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi. A mano plena de madre natura, recita d'ogni genere ricchezza. Dillo, 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 doi, 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 hacia le hortalizas de jardines, monumentos de domos enoriles. Dillo, 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 doi, 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 dillo, 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 doi. Dillo, dillo, doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo, 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 doi. Como comprendo l'anima che impianto, quando i partinde, sospirai di sosa. Dillo, 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 doi, dillo, 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 doi, dillo. Un vero inno alla vita che genera desiderio, calore, il ballare e il cantare del tenore Osana del gruppo folk Sant'Iaco. Io parlavo tanto dei giovani e penso che stasera in piazza ci sia più di un motivo per gioire quando in particolare prende possesso del palco stesso un figlio, una figlia, un nipote, una nipote che magari per la prima volta sale su un palco e lo fa a casa sua davanti al suo pubblico, davanti ai parenti e tanti amici. Vi fate un applauso a Erika. Quel signore mio amico con i baffi sarà emozionatissimo. Vedete cari amici che arrivate da oltre il Tirreno, mi auguro anche da oltre le Alpi, queste sono le nostre belle tradizioni. Anche piangere su un palco per l'esordio, commuoversi di una ragazza che siamo strapiù convinti sarà vera ambasciatrice e testimone delle sue tipicità domani nel futuro. Ancora suoni che arrivano da Orosei, la fisarmonica, unico paese di tutta la Baronia dove il ballo ancora lo si accompagna anche con la fisarmonica e lo facciamo con un, vieni qua, lo facciamo con un giovanissimo interprete
Mi fate un applauso a Giacomo Bardeu. Giacomo non è un grande giovane appassionato di strumenti, di tutto quello che riporta ai suoni e ai canti della sua terra, in particolare di Orosè. No, è un vero studioso. Ha studiato pianoforte, ha studiato organetto, ha studiato fisarmonica e chi più ne ha più ne metta. Fa parte di Terra Amata, questo video che sta imperversando in tutti i social e non solo in Sardegna, tantissime migliaia le visualizzazioni, anche lui è richiestissimo in varie piazze della Sardegna. Adesso ci fa ascoltare che cosa? Questo ballo, Ballo brinco. Ballo Brincu, altra tipicità di Orosè. Dai! Ti tieni a me. Tieni Vedi che basta. Non puoi chiamare no, dopo ci dice la no,
Grazie ai Dolcezza nel ballare del gruppo folk Sant'Iacu, grazie anche a Giacomo. Antonio, ti pregherei di stare ancora 5 minuti con noi perché richiamerei ben volentieri il tenore Osana e così chiudiamo anche questa bella parentesi con... Sì, no, un attimo, state calmo, tu non devi far nulla adesso, devi stare là, tranquillo, beato. Allora, richiamiamo, eccoli qua, tenore Osana, ancora 2 voci, poi andiamo avanti con i tanti ospiti che ci aspettano da dietro il palco, eccoli qua, facciamo ancora 2 voci col tenore Osana. Ho una raccomandazione, laggiù in fondo ci sono tanti amici che sostengono il gruppo folk Sant'Iacu, ovvero sono gli addetti al beveraggio, quindi quando avete 2 minuti vi avvicinate, ho riconosciuto qualcuno di Macomere, insomma questi amici. E poi non scordiamoci di una storicità legata alle feste di Orosei, i panini di Mimmo, che sono i migliori, cioè, così mi dicono. Mi raccomando, tienine 2 in serbo per stanotte, ti ringrazio, va bene, questi sono i tanti amici dell'associazione culturale Sant'Iacu, ma più in generale veramente sono amici di Orosei inseparabili e sempre presenti. Tenore Osana. S'anima non la venda a spodinare. Savira e ti spantosa, solo sistema già che sistemare.
te giù, coro entrega. Grazie al tenore Osana, mi portate venite qua, una non è finita, perché noi la Pasqua la festeggiamo anche oggi, abbiamo spaccato 2 uova, abbiamo trovato queste 2 belle sorprese, una, dove sei? Vieni qua! Ma quanta bella gente c'è in piazza! Come ti chiami? Oh, Melania, quanti anni hai Melania? E se l'hai scordato, tu invece ti chiami? Emma, che bel nome. Quanti anni hai Emma? 6. Ma bellissima. E tu invece ti chiami? 3. Esiste anche un nome 3. Ah! Scusa, sono già stanco prima ancora di iniziare. Quindi tu hai 3 anni e ti chiami? Si chiama Ivan. Vi auguro il docile e il dolce, non Ivan il terribile. Oh, questa è la nuova e futura generazione di ballerini e di ballerine del gruppo Folk Santo Jacopo. Vi faccio questo applauso perché lo merita. Mimmo, prepara 3 panini con fettine, con salsicce perché i ragazzi hanno fame. Grazie veramente di cuore. Questa è Sardegna, questa è Rosé, la dolcezza, la grazia, la semplicità attraverso anche questi meravigliosi nostri figli. Grazie ancora, lo spettacolo continua, mi fate un applauso al gruppo Folk Santo Jacopo, al tenore Osana, a Giacomo Bardeu, a Luca Musio, a Pierpaolo Pineta che hanno animato
questa parte iniziale. Ancora a voi buon compleanno, grazie. Noi ancora una volta vogliamo salutare i tanti amici e le amiche che ci seguono da casa sui canali Facebook Giovanni Maria Piras 2 e ancora Folk Santu Iacu e su YouTube Giovanni Maria Piras. Facciamo sentire l'applauso di Piazza del Popolo. Grazie di cuore. 1996 è da allora che insiste ed esiste una bellissima associazione culturale che arriva dal nord Sardegna, arriva esattamente da Logudoro, da una subregione storica che si chiama Coros, all'interno della quale in questa città il gruppo Folco porta avanti quello che a loro è stato insegnato, ma è un po' il cavalcare sempre la stessa onda lunghissima, no? I nonni, le nonne, i papà di generazione in generazione, di padre in figlio. 1996, quindi una data molto importante per Itiri, e accogliamo con un applauso sul palco il gruppo Folk San Pietro. Un vero quindi grido generatore di speranza, quindi un gruppo folco che nasce 26 anni fa, un gruppo folco che all'interno della sua attività, di questo suo cammino, si è rifatto piano piano anche in Lucco, dando spazio ai più giovani. Itiri quindi una bellissima terra, una bellissima cittadina che noi vi invitiamo a visitare, all'interno della quale questa comunità organizza durante tutta l'estate, ma non solo, tante belle manifestazioni di richiamo turistico, culturale e folclorico, così come fanno in alcune circostanze anche gli amici e le amiche del gruppo Folco San Pietro. L'organetto diatonico, un grande e vero maestro. Vi chiedo un applauso per Giuseppe Cubettu. Siamo in terra di Logudoro e la terra di Logudoro propone sonadores e cantadores e questo meraviglioso ballo identitario salogudoresa.
Ritma il tempo antico, come quella trottola che gira, ma non cade mai. Il bellissimo e giovane gruppo folk San Pietro di Itiri. Giuseppe, stanco? Intanto buonasera a tutti, ai sardi e non sardi, venuti in questa piazza. Il luogo Itiri poi è patria del ritrovamento di un bronzetto nuragico particolare che rappresenta l'unico suonatore di questo strumento di canne che ricorda il suono delle launedas. Quindi da parte nostra, da parte del nome stesso dal quale Itiri prende il nome, che vuol dire cammino, passaggio attraverso zone più interne, vi auguriamo un buon divertimento nel nostro secondo ballo. Poi gli auguri al gruppo di Sant'Uliago lo faremo prima dell'ultimo ballo. Su Dillo, che è anche un omaggio ad Orosei. Grazie Giuseppe.
Colori, caro Giuseppe, ritmi che restituiscono bellezza e dolcezza al ballo del gruppo folco Sant'Ugredu di Ittiri, San Pietro, questo bellissimo quanto importantissimo nome, un po' anche ricordare quello che è stato quel santo che ha tante chiavi, tantissime, ma poi Ittiri ha come patrono San Pietro, no? È stato festeggiato qualche settimana fa. Allora, esattamente il 1° luglio, quindi 2 giorni dopo la festa di San Pietro, noi abbiamo avuto la festa di San Pietro organizzata dal gruppo folk insieme al comitato dei festeggiamenti della festa patronale. E poi devi sapere, Francesco, che quest'anno il vescovo di Sassari ha fatto un grandissimo regalo al parroco di San Pietro. No, erano 2 le parrocchie, l'ha riunita in una e ha mantenuto la sede storica della parrocchiale, quindi ha mantenuto San Pietro regalando al nuovo parroco 8.450 abitanti, così, perché prima erano 2 le parrocchie. No, allora, come San Giacomo che qui è alla sinistra e ci protegge stasera, la festa di San Pietro si svolge nella piazza antistante la chiesa di San Pietro. È un po' più piccola di questa, molto più stretta, molto più intima, però ha la stessa valenza. E il 29 di giugno, alla fine della processione in onore del santo, i ragazzi del gruppo ormai da 26 anni eseguono questo ballo, che è di buon auspicio per il gruppo stesso perché porta il suo nome, che è quello che faremo adesso, ma vuole essere di buon auspicio al gruppo Sant'Ugiago, che ringraziamo per averci invitato al loro decennale, augurandogli non 10, non 20, non 30, né 40. L'importante è che si abbia la voglia di ricominciare volta per volta a mantenere vive le nostre tradizioni. Tutto questo, perché come dico sempre, tutto quello che noi facciamo sul palco non ci è stato regalato, ci è stato donato dai nostri anziani e il nostro dovere è portarlo avanti e lasciarlo alle nuove generazioni che devono avere il coraggio, la forza e la volontà di portarlo avanti, perché la Sardegna è unica anche per questo. Grazie. Noi abbiamo tanti di questi giovani e hanno tanta e bella volontà, stai tranquillo Giuseppe, come te quando hai iniziato giovanissimo. Belle queste notizie che ci arrivano. No, ero convinto che quel vescovo di Sassari avesse fatto dono di 1 milione di euro al parroco di Ittiri. Ah no, niente. Suballu e Sant'Ugredu, e così ringraziamo veramente per averci fatto compagnia qua in Piazza del Popolo stasera i ragazzi e le ragazze del gruppo folco San Pietro di Ittiri. Ne approfitto anche per salutare Franco, grazie.
ritmi della vita, il ballo sempre attuale, bello, del gruppo folk San Pietro di Itiri, tifo da stadio. Giuseppe, ti prego di prendere ancora in mano. Aspetta, che cosa? Ah, facciamo respirare. Così li facciamo respirare un attimino, perché poi altrimenti devo prendere la baracca io a conto mio. Da parte del gruppo di Itiri, da parte mia personale, un grazie ad Antonio e a tutti i componenti del gruppo Santo Iago per l'accoglienza di oggi e, come ho detto prima, a Trosannos, un saluto a voi che ci avete visto e ascoltato stasera. Da parte nostra il saluto adesso del gruppo San Pietro. Hanno riposato e quindi possono ballare. Ha ragione Giuseppe, deve darsi da fare, no? Così, funziona così. Portate il nostro saluto ai tanti amici che abbiamo ad Itiri, mi raccomando, bellissima regione del Coros, già la parola stessa la dice tutta. Vai Giuseppe. Giuseppe, sei unico, no, credimi, sei così, sei fatto così. Grazie ragazzi, alle ragazze di Itiri del gruppo folk San Pietro, veramente di cuore. Grazie Franco, hai una bella squadra da difendere e soprattutto delle esigenze culturali da diffondere. All'interno dei balli, lo dico per i tanti amici e amiche che arrivano da fuori, troverete sempre quelle che per noi sono le scene di vita quotidiana, della consuetudine, che arrivano sempre da un passato più o meno lontano, può essere anche vicino, e cioè la vita all'interno dell'intimità domestica, la vita nei campi, la vendemmia, la vinificazione. E così nasce nel 1983, 39 anni fa, questa bella formazione, questa associazione culturale che adesso andremo ad ospitare qua in Piazza del Popolo su questo palco per la festa del gruppo folk Santo Iago. Stiamo parlando di monti perché penso che almeno una volta nella vostra vita più grandicelli, lasciamo stare i bambini, avete assaggiato un bicchiere di vermentino, che molti ancora scambiano per quel famoso sempre vino bianco. No, il vermentino è un'altra cosa e lo producono veramente buono, anzi ottimo, a Monti. Un'associazione culturale quindi che veramente difende e diffonde, così come dicevo per Itiri, quelli che sono i tratti salienti della loro identità culturale legata al folklore, e cioè gli abiti delle donne, gli abiti degli uomini, i suoni, la voce e soprattutto i balli. Il nome è molto importante perché portano in dote una chiesetta che si trova qualche chilometro fuori dal loro paese, ma che emetta ogni anno di migliaia e di migliaia di pellegrini a far festa in Piazza del Popolo a Orosei, il gruppo folk San Paolo Monti. Buonasera, mi manca qualcuno sicuramente, mi fate ancora un applauso così accompagniamo anche la nostra voce e il nostro musicista. Prendi possesso, ecco qua, voce Dino Tani, organetto Castagnari per l'occasione, Francesco Chessa, su basso Cantadu, Giradu,
a Ballitu Montinu. Questo è Monti, che ogni anno, tra le altre cose, se non sbaglio dal 1993, organizza una bellissima, quanto seguitissima e riuscitissima festival internazionale del folklore, che quest'anno si celebra quindi il 22 di luglio. E se non avete ancora una meta preferita per il 22 di luglio, vi invitiamo ad arrivare sino a Monti, perché oltre al Vermentino gli amici del gruppo Folco San Paolo vi offriranno una straordinaria serata di festival del folklore internazionale. Dino e Francesco, gruppo Folco San Paolo Monti. Non mi pare Colombina, a me non mi pare, non mi pare, a me non mi va, a me non mi pare Colombina, se si immagina spinta sin saltare, e non baci sta bene in lodo, non pensa ni dovin. Non pensa ni rovina a terra, cosa che non succede, ma cosa che non succede, cosa che non succede da donna e devo venire in rocca de marina, e non va fortunata, ma non va fortunata. Non va fortunata se meschina, che non si lo che risponde il guerra, unico dosi ni dai terra, unico dosi. Oi dilliri din, dilliri della, dilliri din, dilliri della, dilliri din. Mañana sin sasera vinna mera, manco una sinnegere cogliuare. A unini sul zero ballare, ma a consumire boom, a consumire bullita all'Asia, rosi hai un posto mente a mie, di imballare, ma di imballare una. Oi dilliri din, dilliri della, dilliri din, dilliri della, dilliri din. Mañana sin sasera vinna mera, manco una sinnegere cogliuare, a unini sul zero ballare, ma a consumire boom, a consumire bullita all'Asia, però si hai un posto mente a mie, di imballare, ma di imballare una. Oi dilliri din, dilliri della, dilliri din, dilliri della, dilliri din. Savure drani e da merulina, savure drani e drani e da, savure drani e drani e da, savure drani e da merulina, savure drani e da storia. Ore la storia uini e due scoa salutano e nuddano e nuddano e nuddano e nuddano e non astregoni e dunie, astregoni e dunie, astregoni e dunie da ben, astregoni e dunie, ma la storia, ore la storia uini e due scoa salutano e nuddano e nuddano e nuddano e nuddano e nuddano.
stati genuini e sentimenti sempre accesi, quelli propostici dal gruppo folk San Paolo di Monti, che come secondo ballo, terzo ballo, chiamiamolo così, ci presenta su Ballo Tombo, ancora con Francesco Chessa all'organetto diatonico.
angolo di Sardegna rivolto a valorizzare questa forte radice culturale. Lo devono soprattutto in particolare al gruppo Folk San Paolo, che ringraziamo per averci fatto visita, ringraziamo Dino Tani, ringraziamo Francesco Chessa. Rivolgo ancora quell'invito: 22 luglio tutti a Monti, mi raccomando, Festival Internazionale del Folklore. Grazie ragazzi, ancora un bel applauso. Salutiamo ancora i tanti amici e amiche che ci seguono da casa, dai canali Facebook del Santuiaccu Folk, poi ancora Giovanni Maria Piras 2 e su YouTube dal canale di Giovanni Maria Piras. Andiamo ad Oniferi, bel paese, 900 abitanti, una fortissima radice culturale che affonda il suo passato nel canto a tenore. L'ancestrale canto del pastoralismo, da qualche anno anche riconosciuto dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità. E questo quartetto che ospitiamo qua stasera in Piazza del Popolo ne porta veramente nel suo e al suo interno questa grande carica tradizionalista. Rappresentano un paese, ma su un palco rappresentano l'intera isola. Un canto a tenore conosciutissimo ormai in tutto il pianeta, grazie anche a tante formazioni che hanno voluto fortissimamente l'espansione di un canto arrivato sino ai giorni nostri, dopo secoli e secoli di esistenza in forma pienamente genuina. Accompagniamo con un applauso il tenore Santarucche di Oniferi. Buonasera ragazzi, come va? Ci siamo visti qualche giorno fa e a noi fa piacere veramente. La storia che si ripete, la storia che va avanti, una nuova pagina che si scrive per il tenore Santarucche. Su Monte Canu e Marmurino si grabbati sarroca arte collai orizzonte gai e sarena su mare cristallino. Se naschida oro sei bella e mai bisa sola catene s'avvicino. Aggiagu protettore santo, ma come un saluto affetta intanto.
pare d'un maio violino e chi pare d'un maio e però si incarnava capovido da un pare sardasino furistera o se rosa la schiena e Palestina o se rosa la schiena in Palestina o se rosa in Spagna letta vera o se rosa in Spagna. Bimba gentile, onesta e tanto, serde su coro meu in cantera, e serde su coro meu in cantera. Los puzzones che volano in sera, bene un po' di mirare d'incanto, beni un po' di mirare, rosas che ha mostrato s'amaranto, rosa che ha superato primavera, certa su rosas que ha superado os amaranto, rosas que ha superado primavera, certeza un coro meu sin cantera. In passo lento, serio e tremante, giras chi s'aveste e strazzolava, o di firmas incarichi cantonava chi canne a tirare e su passante. Esa solita frase mendicante, supplica che sa mano parava, e chi una limusina tirava, che doria arte mercante. Ti scorta e vota in campagna borgata che paese e orfanessa vista quando se sta sa palpitente sa pagnotta. Però via, male conzato qui so fanno il brutto e si in giro e so rifiuto potete un buono schirro bistantia potete un buono schirro bistantia usata usuali in ogni porta templi sperendi sanzera bontade e poi scherzo e curiosità, non ti manca un pizzino nord e scorta, non ti manca un pizzino nord e scorta.
pensavo che su del pila sono non arrivare e morire in cammino, non arrivare e morire in cammino. Ristorante e trattoria, dove non li schirmanco s'affilava, sul pranzo caldo e mesa parizzata, si ringalera lo sognasa e via, si ringalera lo sognasa e via. A tutto un paziente, se si su mondo e da su mondo fuori, e pure un bravo devi fare ancora, e si spettacolo è dramma dolente, e si spettacolo è dramma dolente. Un pista e da vaglione e dai festival ser bandito, come te sei sconzato e ser vestito, da semizzar del circo a su buffone, da semizzar del circo a su buffone. E stanotte gelida e mezzana, non ripassano batti scaldire, come adesso s'atterò a dormire, chi entra a puntare e trova a tarde lana, entra a puntare e trova a tarde lana. Su segnale lana, pustischi la sassavida terrena, e chi in pago vigore lena, parecchi sole fino a sa campana, parecchi sole fino a sa campana. Non si intende cordoglio né pianto, e per un attitudine e dolore, Paco profano sei insurrettore, ti accompagnerà sul campo santo, ti accompagnerà sul campo santo. E mi sarei passata in cammino, a che era cosa bara e taurita, e ti chi mola di sa voce brita, vinar de malumore sul becchino, vinar de malumore sul becchino. E torni su sonno sei porcale, e sonno ne imparava de aumento, non tener foto né ingrandimento, e né uno lamenta da sannale, né uno lamenta da e tutto usor defunto, sa sepoltura tua è desolata, uno mio che via ne andava, e ne pregadoria de congiunto, e ne pregadoria de congiunto. La vita in abbandono e solitudine, passa a pustir morto e stuguale, di fronte a suo livello es animale, posto di naso umana, esisti oltre tumba e Deus puro, pustis che ispira su che lo assicuro e si non mandas tu, e chi è bandata.
Giromare,
Buonanotte a Taruando il mezzo. Dolci sentimenti e ricche melodie, quelle proposte dal tenore Santarù che viene fuori. Grazie Domenico, grazie, ci vedremo dopo per continuare a far festa. San Beatrice ja non manca. Dai. Prima di andare avanti penso che sia più che doveroso anche invitare qua sul palco per portare il suo saluto e della sua amministrazione il sindaco di Orosei, che mi raccontano che sia anche il primo sindaco donna della cittadina baroniese. Elisa Farris, diamo voce ad Elisa. Ci siamo con lei? Buonasera a tutti. Venga qua, dottoressa. Non ci sente nessuno. Tappatemi le orecchie, non quelli di fuori. Cosa si prova ad amministrare 8.000 circa, vero, abitanti? Un sindaco donna, però decisa, mi raccontano le cronache. Diciamo, amministrare questo paese è un grande onore per me, dai. Siamo stati eletti da poco, ci sono tante cose da fare, la nostra prima stagione estiva, dopo un periodo insomma, di pausa, di rallentamento per tutto, e quindi adesso dobbiamo ripartire tutti insieme, abbiamo un sacco di progetti, buoni propositi per questo paese, quindi insomma speriamo bene. E questa noi fa piacere. Facciamo un applauso al sindaco. Sono molto contenta di essere qui stasera a questa manifestazione per l'affetto che mi lega alle tradizioni del mio paese e in particolare per l'affetto che mi lega al gruppo Folk Santo Jacopo, dove ci sono diversi amici che insomma da tanti anni animano e si occupano di mandare avanti le tradizioni di questo paese. Quindi tanti auguri per il vostro decennale e complimenti per questa manifestazione che è diventata ormai da 5 anni un appuntamento fisso per le nostre estati oroseine. Spero che possiate mandare avanti questa manifestazione, questo evento per ancora tanti anni. Noi come amministrazione abbiamo deciso di appoggiarvi e insomma siamo a fianco a voi come a tutte le altre associazioni folcloristiche che operano in questo paese. Porto i saluti anche da parte dell'assessore alla cultura che stasera non è presente qui con noi perché è impegnato con la sua formazione Concordo Tenore di Orosei in una manifestazione appunto fuori paese. Vi faccio i miei migliori auguri e i miei migliori complimenti. Do il benvenuto a tutti gli ospiti delle formazioni folcloristiche che stasera hanno partecipato a questa serata, hanno contribuito ad arricchire questa manifestazione di colori, suoni e storia della nostra isola. Un benvenuto anche a tutti gli ospiti stranieri che hanno deciso di trascorrere qui le loro vacanze per un soggiorno lungo, anche per un breve periodo, anche solo per stasera. Hanno potuto gustare le nostre tradizioni, le nostre tradizioni folcloristiche. Orosei è un patrimonio molto importante di canti, balli che sono mandati avanti con passione da tutte le associazioni culturali attive in questo paese. Per fortuna possiamo vantare la presenza di diversi cori, tenores, gruppi folk che con passione e grande orgoglio mandano avanti il nostro patrimonio di canti, balli e indossano con orgoglio come stasera il nostro costume tradizionale. Per questo io li ringrazio per la loro attività e per la passione che ci mettono nel coltivare le nostre tradizioni. Le nostre tradizioni sono le nostre radici, siamo noi, il nostro sangue, la nostra cultura, la nostra identità, il nostro mondo. Un popolo senza tradizioni è un popolo privo di anima.
una vera tradizione non è una testimonianza di un passato concluso, ma una forza viva che anima informa di sé il presente e ci proietta verso il futuro. Con questo concludo il mio intervento, grazie a tutti, buona serata e a metà anno in salute. E pensare, non ho parole, non abbiamo parole per ringraziarla, veramente sì, dovete sapere, ha ragione la dottoressa e il sindaco, che Orosei naviga veramente e non ha vista all'interno di un mondo straordinario che è il mondo della cultura, il mondo del folklore, come lo ricordava lei stessa, i cori, i tenores, i gruppi etnofolk, perché bisogna segnalare anche loro, quindi tutti quei suoni che arrivano da lontano. Insomma, un soggiorno a Orosei è garantito anche attraverso questa tipologia di manifestazioni, che sono tantissime. Tra non molto la festa in onore di San Giacomo, 4 forse 5 giorni intensi, laddove la cultura si sposa con la tradizione e si sposa ancora anche con i più giovani, e soprattutto vuole essere un momento di incontro con i tanti amici e amiche che arrivano da oltre il terreno. Grazie dottoressa, mi fate un applauso ancora ad Elisa Farris, sindaco di Orosei. Ce ne fossero tanti di questi sindaci, avete visto? Cioè noi sosteniamo tutte le associazioni culturali, è questo che noi tutti vorremmo sentire. Adesso torniamo al ballo. L'organitista è già pronto, poi andremo anche a presentarlo. Oh, non ditelo a nessuno, il sindaco poi vi farà compagnia con i balli sardi, perché anche quelle cronache famose mi raccontano che sa ballare ed è molto appassionata. Andiamo a Olbia. Olbia, i greci la definivano così, letteralmente felice. E come? E lo è abbastanza. Pensate che al suo interno, tra aeroporto e porto, ci transitano almeno 4 milioni di passeggeri all'anno, quindi una bella economia galoppante, forse la più importante a livello turistico che abbiamo nella nostra isola, ma raccontare soprattutto quello che è il gruppo folk che ospitiamo, formazione che nasce 44 anni fa, una vita particolare, un'attenta ricerca di abiti e tipicità, in particolare grazie al signor Lino Pes, che ha dato tanto per far sì che il gruppo nascesse. Per la prima volta, unico nella storia di Olbia, un nome molto bello che è appunto un nome alla felicità, alla gioia, all'allegria, qua su questo palco in Piazza del Popolo a far festa insieme a noi e al gruppo folk Santuiacu, gruppo folk olbiese Olbia. All'organetto diatonico un altro vero maestro del paese qua vicino di Ergoli, il grande Lorenzo Chessa. Andiamo? Va bene? Sadanza, gruppo folk olbiese. Thank you.
Folk Olbiese, straordinari, meravigliosi testimoni di un passato sempre acceso, mai spento, che riemerge grazie anche a questa bella formazione, a questo suono magnifico che porta avanti Lorenzo Chessa. Come il secondo ballo ci propongono su ballo Florino, gruppo folk olbiese. Si stanno divertendo anche loro,
Mi è venuta in mente una frase bellissima di Einstein quando diceva e affermava che i ballerini sono i portavoce gioiosi degli angeli, gli atleti di Dio. Questa è una bellissima frase. Allora, noi in Sardegna ci siamo abituati ad ammirare il gruppo folk olbiese e alcuni del settentrione della nostra isola con quest'ultimo e conclusivo ballo. Forse molti amici invece che vengono da fuori non lo conoscono, forse se c'è qualche pugliese sì, perché in una zona geografica della Puglia ancora insiste questo ballo. Un ballo che sembra abbia origini lontanissime, che arriva dalla Scozia al XV secolo, poi alla corte di Re Sole in Francia, poi dalla Francia il salto in Corsica è di pochi chilometri e ancora più vicina la Corsica alle coste settentrionali della Sardegna. Un ballo che noi solitamente chiamavamo, perlomeno i miei vecchi chiamavano su ballo civile, cioè per differenziarlo dal ballo sardo, ma poi piano piano questo ballo che adesso presentiamo è diventato il ballo sardo più famoso al mondo. Perché è adottato in tante scuole di ballo liscio, che non è un liscio, è un ballo tipico, è un ballo della tradizione gallurese, un ballo degli Stazzi, Luscottis, gruppo folk olbiese. Luscottis! Che bello! E grazie di cuore a Sergio
i tuoi ragazzi e le tue ragazze per questa bella esibizione. Sì, mi avvicino, prego. Scusate il fiatone. Grazie a tutti, soprattutto al gruppo Folk Santo Iacu per averci ospitato in questa splendida serata e soprattutto tanti auguri per il suo decennale da parte del gruppo Folk Olbiense. Grazie. E grazie, continuate pure con l'applauso a questo straordinario organista che è Lorenzo Chessa. Grazie Lorenzo. Comunque una bella piazza calda. Adesso ve lo chiedo un applauso per quelli che da anni sono i miei due angeli custodi.